Ottobre si avvicina e non c'è nessuna novità per quanto riguarda il bando. Sulla continuità territoriale, Forza Italia, il Comune di Cagliari, chiama in causa tanto la Regione quanto però anche il Sindaco. Insomma, che cosa chiedete? Stefano Schirru. Allora, noi intanto riteniamo che il Sindaco di Cagliari e quindi l'intero Comune non possa tacere una scelta così importante, perché la continuità territoriale rappresenta un'opportunità non solo per Cagliari ma per l'intera Sardegna, ma crediamo in particolare che la città di Cagliari debba essere capofila per quel sistema di traghettamento dello sviluppo di tutta la regione, che quindi il Sindaco di Cagliari debba dire la sua e debba essere determinante nelle scelte della regione, come lo è stata per tanti anni. Ci si salva solamente con il low cost oppure a quanto pare no? Questo è quello che sta accadendo oggi, però lo Stato italiano e la Regione Sardegna deve garantire la libera mobilità attraverso la CT1 e la vecchia CT2, che ha annullato e non ha avuto le capacità per fare un bando che potesse attirare i vettori aerei. C'è una ricetta anche di Forza Italia che prevede la continuità territoriale non solo per i residenti ma anche per i non residenti, quindi i turisti anche. Quello è l'auspicio, perché Banca d'Italia ha stimato che i turisti che si trattengono mediamente nell'isola 4 giorni lasciano sul territorio 100 euro al giorno, quindi moltiplicato per i milioni di turisti che abbiamo in Sardegna, io credo che rappresenterebbe un importante introito per tutta l'economia che in questo momento sta soffrendo.